Lunedì Nicola Legrottaglie si legherà all'Acragas per una stagione. Il giovane tecnico arriverà ad Agrigento per incontrare il presidente Silvio Alessi e l'azionista di maggioranza Marcello Giavarini per sottoscrivere il contratto. Subito dopo avrà inizio il mercato vero e proprio. Assieme a Legrottaglie arriveranno in biancazzurro il difensore di fascia sinistra Giro Capuano e l'attaccante Elvis Abruscato. Entrambi i calciatori hanno 34 anni e contano diverse presenze nella massima serie. Naturalmente entrambi sono uomini di fiducia del tecnico che come esperienza ha soltanto la stagione appena trascorsa sulla panchina della squadra allievi nazionale del Bari. Particolare curioso ha avuto alle sue dipendenze il giovane Filippo Alfano, attaccante di Casteltermini di 17 anni. Non è da escludere che il ragazzino possa aggregarsi all'Acragas anche per disputare il campionato nazionale Berretti imposto alle squadre della Lega Pro. Ma lunedì sarà una giornata molto lunga per il presidente Alessi, che deve sciogliere anche la matassa relativa al direttore sportivo Antonello Laneri, che al momento è senza contratto e quindi impossibilitato ad operare al 100%. La rosa comunque verrà completata nel giro di pochi giorni anche per consegnare alle Grottaglie il roster già definitivo o quasi per l'inizio del ritiro del 25 luglio a Torre del Grifo a casa Catania. Come prima operazione verranno richiamati i giocatori della passata stagione, non tutti ma una buona parte, a cominciare dal capitano Chiavaro per proseguire con Vindigni e Savanarola. L'ultima parola comunque spetta proprio alle Grottaglie. Discorso diverso invece per Baiocco, che è molto legato proprio alla Neri. E intanto seguiamo l'ingresso delle squadre in campo al Bowling Ground di Londra, la casa del West Ham, che giovedì scorso, nell'ambito del secondo turno dell'Europa League, ha affrontato il Birkirkara del tecnico agrigentino Accurso Sclafani, che è il secondo di tedesco. Atmosfera subito magica con Sclafani che si vede seduto in panchina sulla sinistra dei vostri teleschermi, emozionatissimo. Il match si è concluso 1-0 per gli inglesi e giovedì prossimo a Malta il Birkirkara può ambire al miracolo e superare il turno. Non sarà facile per Miccoli e compagni, ma l'entusiasmo dei giocatori maltesi è notevole e il risultato di 1-0 lascia i giochi aperti.